Via la quinta corsa, confronto per cavalli di 4 anni sul miglio, Dubai Grad, Doge Spritz, Doge Ferm, Daiquiri DC, Drink C, Donghi in prima fila, Duchessa HP, Dante ZS, Dubai Pax in seconda. I favori in chiusura, Doge Spritz, Doge Ferm e Donghi, macchina che accelera l'errore di Donghi, mentre si lancia in avanti Daiquiri DC, che conquista la testa. All'esterno è Drink C, tanto ha sbagliato anche Dante ZS. Numero 8 Dante ZS squalificato. Drink C all'attacco dopo 200 metri, insiste nella sua progressione, si avvantaggia. Numero 6 Donghi squalificato. Passa a condurre in 300 metri abbondanti Drink C, quindi nuovo leader al completamento dei 400 in 29,7. Seconda posizione per Daiquiri DC. Poi vediamo Doge Spritz in terza posizione, che accenna per un attimo a spostare per anticipare Doge Ferm. Tanto i 600 in 45,6. Sposta nuovamente al largo Daiquiri DC per controllare l'avanzata di Doge Spritz e si infila all'interno Dubai Grad, che guadagna posizioni favorevoli lungo la corda ed è direttamente in schiena ora a Drink C. Cavalli ora all'altezza del chilometro in 1,16,7, attacca Daiquiri DC, cerca di liberarsi di Drink C e riesce a perfezionare il sorpasso a 400 esatti dalla conclusione. Numero 1 Dubai Grad squalificato. Tanto la squalifica per Dubai Grad che sbaglia. Numero 7 Duchessa HP squalificato. Doge Spritz. Cavalli al completamento della piegata, ingresso in addirittura d'arrivo. Spettacolare arrivo con Daiquiri DC che è in vantaggio, ma c'è lo scatto di Doge Spritz che nel finale ne ha ragione e lo piega abbastanza nettamente. Al terzo rimane Drink C, 1,15 ragguaglio conclusivo con 29,5 per la chiusa finale. Primo piano per Doge Spritz, Carmine Piscuoglio in sediolo, training di Andrea Sarzetto per conto della scuderia Samantha e Giulia. Rivediamo le battute finali. Il bel primo piano di Doge Spritz che batte un Daiquiri DC che rientra comunque molto bene, e anche un Drink C che corre alla grande, era l'estremo outsider del campo insieme a Dubai Pax, ha corso da protagonista comunque, calando soltanto nel finale.